Un incontro cordiale, privo di censure. Così il Papa ha desiderato lo scambio di esperienze e riflessioni con i vescovi della regione ecclesiastica ligure e così è stato il primo incontro della visita ad Limina Apostolorum, l'appuntamento che ogni 10 anni porta i vescovi dal Papa per consolidare la comunione, ma anche per uno scambio di notizie sui territori affidati alla loro cura pastorale. Il dialogo con lui è stato franco, cordiale, soprattutto direi che abbiamo sperimentato la sua grande paternità. Nei 5 giorni della loro permanenza i vescovi hanno compiuto anche un vero e proprio pellegrinaggio, celebrando l'Eucaristia nelle 4 basiliche di San Pietro, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Mercoledì, inizio della Quaresima, la celebrazione nella basilica di Santa Sabina all'Aventino. Nel corso della visita ad Limina, i vescovi della regione ecclesiastica ligure hanno incontrato la segreteria di Stato e i responsabili dei vari dicasteri. Ci è stato offerto un ascolto molto attento, ci è stato donato uno sguardo universale sulla Chiesa e sul mondo e poi abbiamo percepito il desiderio della Curia Romana di essere a servizio delle diocesi. Il fatto di poter così avere un dialogo con le varie congregazioni, raffrontare un po' i nostri problemi, condividerli, ricevere degli stimoli, degli spunti per poi poterli riversare in diocesi e di conseguenza non una visita che rimane isolata alla singola persona, ma semmai proprio nella persona del vescovo viene poi riportata nella chiesa locale. Ed è un momento per rinnovare prima di tutto la nostra fede sull'esempio degli apostoli che hanno testimoniato fino al martirio la loro fede nel Signore Gesù, e quindi è pregare al Signore che rafforzi la nostra fede e che ci aiuti a rinforzare la fede del popolo che ci è stato affidato. L'incontro con i dicasteri, con coloro che sono chiamati ad animare i vari ambiti, sentire che la nostra Chiesa, le nostre chiese della regione ecclesiastica ligure sono inserite in una dimensione universale ed è bello conoscere vari modi di vivere la fede, di testimoniarla, di annunciarla.